Un anno da incorniciare, il 2013 per il turismo a Venezia, a sostenerlo lo studio sulla stagione turistica 2013 condotto dall'APT provinciale. In centro storico infatti gli arrivi hanno superato i 4 milioni con un aumento del 3,18% rispetto al 2012 e le presenze hanno sfiorato i 10 milioni registrando così un più 4,68% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un anno d'oro sia per il settore alberghiero che per quello extra-alberghiero, soprattutto per quest'ultimo i cui arrivi sono aumentati del 5,95% e le presenze addirittura dell'11,64%. Il merito di questi dati positivi va però ai turisti stranieri, che sono del resto l'86% di tutti i turisti che calano in laguna e assicurano l'85% delle notti trascorse. Ad amare la città storica sono soprattutto i turisti provenienti dagli Stati Uniti d'America, dalla Francia e dal Regno Unito. Meno buoni invece i dati relativi ai clienti italiani, se a Venezia gli ospiti italiani restano stabili, altrove è un disastro, con un calo tra il 6 e il 7%. La vicinanza alla città d'arte favorisce anche l'entroterra veneziano, che rispetto al 2012 registra una movimentazione turistica piuttosto stabile, con un più 1,05% di arrivi e una tenuta delle presenze con un calo dello 0,84%. Le spiagge veneziane meritano invece un discorso a parte. Lo studio APT sancisce che il 2013 non è stato un buon anno per la stagione balneare, con gli arrivi in calo del 2,81% e le presenze del 2,16%. Il motivo principale pare essere la diminuzione dei tedeschi e degli austriaci, da sempre principali fautori del nostro litorale. Il presidente della PT Enrico Miotto però guarda avanti e spera che la tenuta registrata rispetto al 2012 possa essere confermata anche quest'anno, in vista della grande opportunità dell'Expo 2015.